Per l'11ª giornata di seconda categoria al Grondona si affrontano Pontedecimo e Don Bosco, padroni di casa in maglia bianca a caccia dei 3 punti per restare aggrappati al gruppo di testa in zona playoff, ospiti in maglia granata per confermare il terzo risultato utile consecutivo. Dirige l'incontro il signor Scandale della sezione di Genova. Per assistere al primo gol dobbiamo attendere solamente 8 minuti, quando Capitan Raganini dalla fascia di destra mette dentro un cross morbido per Riva, che anticipa Costa e porta in vantaggio i Granata. 2 minuti dopo Caselli va vicino all'ennesimo gol personale su punizione, ma sulla traiettoria arriva Medicina che con il pugno mette sul fondo. Dallo sviluppo del calcio d'angolo, Biello sfiora di un soffio il gol olimpico. Al 16° Balestrero lascia partire il sinistro dal limite, la conclusione deviata da Costa si stampa sul palo. Sulla ribattuta si fa trovare pronto Riva che si gira e serve Biello, al quale basta solo spingere la palla in rete, ma il direttore di gara ferma tutto per presunta posizione di offside. Rivediamo. Al 20° ancora Caselli che tenta il raddoppio su punizione ma la conclusione termina sopra la traversa. Raddoppio che arriva 7 minuti più tardi quando Riva calcia da posizione defilata, Medicina respinge e sul pallone si presenta Toscano che ben posizionato non sbaglia. Al 28° Biello dall'angolo di destra butta la palla nella mischia e su deviazione di un incolpevole Moscariello il Don Bosco rischia l'autogol, impedito solo dalla traversa. Al 31° primavera occasione ospite con Sbardellati che dalla sinistra calcia a rasoterra a giro scheggiando il palo, ma i padroni di casa sono scatenati e rispondono immediatamente calando il tris con Montermini che servito da Riva spiazza completamente Medicina, mandando le squadre a riposo sul risultato di 3-0. Inizia la seconda frazione di gioco con il solito scambio tra Biello e Riva, il quale a tu per tu col portiere calcia forte ma il numero 1 non si fa superare. Al 57° si fanno vedere i ragazzi di Mister Pistone con Frassetto, che dalla destra serve Perez, la cui conclusione termina a lato. Ma è solo il preludio al gol, che arriva al 67° quando Capitan Moscariello da punizione pesca Corazza, il quale di testa accorcia momentaneamente le distanze. Il Pontedecimo non ci sta e vuole chiudere definitivamente i giochi. Biello servito in profondità calcia preciso sotto la traversa, ma Medicina si allunga e mette in angolo. Gol del 4-1 che arriva al 78° quando lo stesso Biello rientra verso il centro area e infila la palla sul primo palo, superando Medicina. Non contenti, i ragazzi di Mister Boccardo al 90° calano prima la manita con Pasti che calcia un rigore in movimento, poi il 6-1 nuovamente con Montermini che libera centro area spiazza Medicina siglando la doppietta personale. Termina qui sul punteggio tennistico di 6-1 una partita a senso unico. Pontedecimo conquista 3 punti importanti per consolidare il quarto posto a più 3 sulla Rivarolese. Don Bosco che interrompe la striscia di risultati utili consecutivi fermandosi a 8 punti in classifica generale.